Morale della favola, la Fornero non è stata abrogata, ok? E gli aumenti non ci sono stati. Io sono pensionato da settembre dell'anno scorso con 43 anni di contributi. Io mi sono già accorto che da oggi la mia pensione verrà ridotta di oltre 13 euro al mese e il conguaglio purtroppo lo faranno successivamente perché hanno paura di farlo prima delle elezioni. Amara sorpresa dal 1° aprile per i pensionati con assegno dai 1.500 euro lordi al mese che per il nuovo meccanismo di rivalutazione dell'inflazione avranno una pensione più magra. 67.000 in provincia di Treviso le persone interessate, 400.000 in Veneto con decurtazioni che vanno dai 3 ai 20 euro mensili. Questo è il danno, dicono i pensionati, cui a luglio si aggiunge la beffa perché per effetto del conguaglio dovranno restituire l'aumento percepito da gennaio ad oggi con cifre che vanno dai 20 ai 100 euro, soldi sottratti alle pensioni che serviranno, denuncia la CGIL, per finanziare quota 100. Vengono sempre a pescare dove è più facile pescare, è più facile avere, come dicevamo prima, 1 euro da tutti i pensionati, però non mi sembra giusto, noi dobbiamo pagare solo. Oggi la prima mobilitazione che culminerà nella manifestazione nazionale dei sindacati il 1° giugno a Roma. Dati alla mano, lo CGIL ha fatto i conti di quanto costano ai pensionati italiani queste misure. Ad esempio, una pensione di 2.000 euro lordi ha perso per mancate perequazioni 1.525 euro all'anno, 115 al mese, ed andrà a perderne altri 460 nei prossimi 3 anni. Una pensione da 1.500 euro lordi ne ha persi 960 l'anno, 75 euro al mese. Stiamo parlando di quel 25% di pensionati che hanno lavorato tutta la vita e hanno versato più di $500.000 di euro di contributi e che pur vivendo 20 anni riceveranno meno di quello che hanno versato, sapendo che poi una parte va in solidarietà per garantire le pensioni basse, le pensioni minime, le pensioni sociali. Io credo che a queste persone che hanno contribuito al rilancio, alla crescita di questo Paese vada portato un po' più di rispetto e il rispetto si porta dando il giusto aumento della pensione. Buongiorno, buongiorno, bentrovati ore 13, questo accadeva lunedì scorso, l'Oggi dei 300 a Treviso, l'inizio della mobilitazione che come avete visto poi culminerà a giugno a Roma e parliamo in questo caso, abbiamo parlato in questo caso e ne parleremo anche all'inizio oggi del taglio delle rivalutazioni delle pensioni, quel pesce d'aprile che pesce d'aprile non è e non sarà, ma oggi parliamo anche di Toto Pensione. Allora oggi faremo il punto su come, quando, perché, in che forma si va in pensione con la nuova legge che è diventata legge da qualche giorno, dal 29 marzo, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo facciamo con, e lo avete visto già nel servizio, Paolino Barbiero, segretario provinciale SPCGIL Treviso. Buongiorno. E lo facciamo con Luisa Dal Brollo, SPCGIL Treviso, e con Gloria Geromel, patronato Inca CGIL. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Barbiero, partiamo proprio da quello che abbiamo visto all'inizio, e cioè le perequazioni, insomma il taglio delle rivalutazioni. La mobilitazione è partita. Sì, la mobilitazione è partita e noi il 1° aprile abbiamo voluto rendere evidente a quelle migliaia di persone che si sono viste sottrarre chi qualche centesimo, chi qualche euro, chi qualche decina d'euro, che questa cosa qui è stata fatta da un governo che aveva promesso di abrogare la Fornero. Per di più la sistemazione della pensione non è ancora finita perché a giugno ci saranno i conguagli, quindi un'ulteriore scoppola, e noi siamo molto preoccupati perché poi i conti non stanno andando bene e al di là di quello che dicono, poi quando è ora di far quadrare i conti vanno sempre a pescare su scarpa grossa. In questo caso, essendoci 20 milioni di pensionati, basta prendere 1 euro per fare un buon rientro di cassa. Il problema è che si va a prendere sempre su quelli, perché noi lunedì abbiamo messo insieme sia quanto ha preso questo governo, sia quello che ha preso precedentemente il governo Monti. E complessivamente ci sono persone che hanno avuto un minore aumento di quanto gli spettava, che balla tra i 70 euro mensili per chi aveva all'epoca una pensione sotto i 1.500 euro lordi,
quindi dobbiamo sempre togliere il 27% in questo caso, a chi ci ha rimesso circa quasi il doppio, perché aveva fortunatamente una pensione più alta, ma non perché è fortunato, perché magari lavorando nell'industria per 43 anni o lavorando in determinate situazioni dove la professionalità è elevata, avevano retribuzioni buone. A retribuzioni buone corrisponde anche un portato di contributi più alto, quindi non è che hanno una pensione più alta perché hanno fatto i furbi, ma perché hanno versato di più. Cioè, non è una colpa aver lavorato, certo, hanno versato di più, e quindi ciò che hanno versato tra l'altro garantisce loro stessi, ma anche lasciano qualche risorsa per sostenere le pensioni più basse, come abbiamo detto prima. E questo è il fatto. L'altro fatto è che dal 1° di aprile, rispetto alla legge che è stata approvata a fine marzo, la legge 26, si sono arricchite ulteriormente le forme per andare in pensione. Poi possiamo parlarne, rispondiamo anche alle domande, perché c'è la pensione di vecchiaia che ha 4 articolazioni per andarci, la pensione anticipata che ha altre 4 articolazioni per andarci, le altre opzioni che sono quota 100, opzione donna, lavoratori autonomi, lavori usuranti, APE, social precoci, che è stata prorogata per 1 anno, cioè è un terno all'otto, e quindi anche qui molto spesso la gente, se non ha qualcuno che gli dà delle informazioni chiare, rischia di non avere la certezza del diritto, di quando e come andrà in pensione, di quali sono i conteggi, e quindi di fare una scelta che sia consapevole. Per di più abbiamo evidenziato anche un'altra cosa, che chi ha presentato domanda di andare in pensione all'inizio dell'anno con le norme esistenti sta aspettando che l'INPS gliela liquida. Quelli che l'hanno fatto con quota 100, proprio per far vedere che è una misura che farà contenti tutti gli italiani, gli hanno già pagato la pensione senza attendere che effettivamente ci sia anche una verifica del fatto che si siano dimessi dalle aziende dove lavorano. Cioè, ci sono delle cose che, per fare poi opinione pubblica nei confronti di questo governo, cambiano anche le regole del gioco che c'erano prima e mettono persone che hanno un diritto ad aspettare, e questa è una cosa che non va bene e dovremo metterla a posto il prima possibile. Tanto più, come abbiamo già evidenziato, che i dipendenti INPS sono chiamati a fare un lavoro superlativo e straordinario, e c'è la necessità invece di assumere dipendenti all'INPS per fare in modo che, quando uno chiede una prestazione di qualsiasi tipo e si parte dall'assegno familiare fino ad arrivare alla pensione, passando poi per l'invalidità, l'inabilità, le pratiche vengano gestite in tempi brevi, perché dietro a queste pratiche ci sono persone che hanno un bisogno, e se il bisogno arriva 4 mesi dopo, queste persone e anche la loro famiglia possono trovarsi in condizioni di profondo disagio economico. Allora, nella giungla poi delle pensioni arriviamo fra pochissimo, perché ci faremo dire dalla nostra esperta, insomma, tutta la casistica della legge. Vedo che c'è già una telefonata in diretta, come sapete, e come lo sapete già, insomma, potete intervenire per fare qualsiasi domanda al numero che vedete in sovraimpressione. Chi abbiamo in diretta? Buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno ai suoi gentili ospiti. Buongiorno. Vorrei parlare col dottor Barbiero, esporle il mio problema e avere una risposta esaustiva. Parliamo con, mi dice, Nadia di Padova. Nadia di Padova, va bene. Contributi Allora, io sono una vedova di un ufficiale in aeronautica che ha lavorato al Montevenda Corrado, dove sono morte tante persone per il radon che gli ha spapolato o il cervello o i polmoni o la prostata, e quindi è morto per lo Stato. Io avevo pagato, dopo aver lavorato, dei contributi volontari per avere la pensione, non me l'hanno mai data, perché secondo lo Stato io prendevo troppo con mio marito che era militare. Adesso è morto e prendo la reversibilità del 60% e un pochettino della mia pensione, però questo mese mi hanno tolto 10 euro. Premetto che io le tasse le pago al 100%, il gas lo pago al 100%, le tasse al 100%, e quindi vorrei sapere perché mi tolgono 10 euro, se fanno comodo a loro fanno comodo anche a me. Allora, per tanti anni non ho avuto la pensione che avevo pagato perché avevo il cumulo col marito. E adesso che non ho il marito, che ho un minimo di pensione
e la pensione di reversibilità si permettono di levare 10 euro. Dal dottor Paolino Barbiero vorrei una spiegazione esaustiva, perché non mi devono fare i conti di quanto prendo, perché se mi si rompe il tetto lo devo pagare. Grazie. Signora, resti in linea, ci suggeriscono... Niente, è caduta la linea. Allora, credo che la signora non sia la prima volta che chiama, ma qui insomma ci sono altre persone che ascoltano. Il 60% è tutto o niente, bisogna vedere se è un 60% di una pensione di 10.000 euro o se è un 60% di una pensione di 1.000 euro, ok? Perché la reversibilità viene data al 60%, solo però se quel 60% supera i 26.000, forse anche di più, quindi c'è una soglia a 30.000 euro, adesso non la ricordo. Se superano i 32.000 euro, se quel 60% di reversibilità supera i 32.000 euro e ci sono altre pensioni, come quelle della signora, quella quota viene ridotta, ci sono due fasce di riduzione. Sì, okay? allora, quindi la risposta della signora è: se la vuole completa deve dirci quanto prende e in base a quanto prende diciamo se è corretto o meno. Poi lei può essere non d'accordo, ma quella è la legge. Magari se non vuole dirlo in pubblico può chiamare, può chiamare i nostri uffici, anche perché le reversibilità, il diritto è il 60% del trattamento spettante, in questo caso per la signora al marito deceduto, dopodiché, come diceva Paolino, ci sono dei limiti di reddito, il 60% viene abbattuto del 25% fino a un massimo del 50% quando supera i 32.000 euro, quindi bisogna capire da dove si parte, appunto probabilmente avranno fatto un conguaglio anche per la signora ad aprile e le avranno tolto questi faccio euro, esempio, se la pensione di reversibilità delle signore al 60% superava i 2.000 euro, è chiaro che con la perequazione quei 2.000 euro sono stati riposizionati e ha tolto 10 euro in meno. Andando così per conti, se sono 10 euro in meno vuol dire che la pensione era superiore ai 2.000. È comunque sempre effetto delle cosiddette perequazioni. Certo. Allora, pubblicità, poi entriamo nel vivo, allora vedremo chi, come, quando e in che modo si può andare in pensione con la nuova legge. 5. Abbiamo scatenato i social e ha fatto mazza in giro. Rieccoci in studio, noi durante la pubblicità poi dibattiamo. Allora adesso, Toto Pensione, allora, la legge, cosa cambia con la nuova legge? 29 marzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, legge numero 26, allora Gloria Geromel, entriamo in questa giungla e facciamo in modo che non sia una giungla per gli utenti. Allora, come e quando si va in pensione con la nuova legge? Allora, diciamo sì, è proprio una giungla in realtà, perché siamo partiti da avere due tipologie di pensioni, una pensione di anzianità e una pensione di vecchiaia, dopodiché all'interno delle tipologie ci sono le ramificazioni, come se vogliamo definirle così. Continuiamo ad andare in pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contribuzione, oppure se questo vale nel retributivo e nel misto, oppure e vale sia per gli uomini che per le donne alla stessa età, 67 anni. Mentre per chi ha svolto lavori gravosi o usuranti non vengono aggiunti 5 mesi sull'aspettativa di vita, quindi continuano ad andare in pensione a 66 anni e 7 mesi con almeno 30 anni di contributi. Per chiedere questa pensione di vecchiaia, come la chiamiamo, però devo fare una domanda per avere la certificazione dall'INPS di aver svolto il lavoro gravoso usurante. Nel contributivo, quindi per chi versa la contribuzione dal 96, ci sono le stesse regole. Vado in pensione a 67 anni con 20 anni di contributi, però devo avere un importo soglia, cioè la mia pensione deve superare una volta e mezzo l'importo dell'assegno sociale. Quindi dovrebbe superare i 600-700 euro, adesso io non me lo ricordo a memoria, insomma siamo in quella fascia di importi di pensione.
e se non supero l'importo soglia, sempre se ho iniziato a versare dal 96, lo preciso un'altra volta, se non supero l'importo soglia mi sgancio dall'importo soglia e posso andare in pensione di vecchiaia da quest'anno a 71 anni con 5 anni di contribuzione effettiva, quindi già sulle pensioni di vecchiaia siamo abbastanza entrati nel dettaglio. Dopodiché ci sono le varie casistiche. Adesso ci entriamo subito, vedo che c'è una telefonata, così non interrompiamo il flusso. Chi è in diretta? Buongiorno. Buongiorno Marcello. Marcello, buongiorno, da dove? Da Jesolo. Da Jesolo, bene. Io le volevo chiedere, io percepisco, io ho 77 anni, no? E percepisco una pensione di 900 euro. Ma mia moglie sta lavorando... Lordi o netti 900 euro mi suggeriscono di chiederlo? No, netti. Puliti, 900. Ma mia moglie fa 70 anni il 28 di maggio e di conseguenza lei ha sempre lavorato sulla stagione stagionale qui a Jesolo, no? I 4 mesi, i 3 mesi, i 5 mesi e via. E poi ha dovuto interrompere perché è nato un figlio. Fino a che non ha cresciuto, fino ai 17 anni che è andato a scuola, lei non è più andata a lavorare. Poi ha ripreso qua adesso, ma nel frattempo la Fornero ha portato a 20 anni i contributi invece da 15 a 20. E perciò lei adesso a 70 anni sta ancora andando lavorando. Ma quei contributi che lei li ha versati negli anni precedenti, ma dove va a finire questi contributi? Ma se a lei li aspetta in base a quello che lei ha versato, che li diano per quelli che li hanno versato, perché lei comincia ad avere 10 anni che andare a lavorare non va più. Ecco, questo è il discorso. Non so se la fa quest'anno se ce la fa l'ultimo anno. Ma scusa, fino adesso quanti anni di contributi versati ha? Avrà circa sui 17 anni di contribuzione, noi abbiamo fatto così un calcolo all'INPS e di conseguenza gli mancherà ancora 3-4 anni o 3 anni. Avete mai verificato? Ma per fare ogni anno i 5-6 mesi ci vorranno altri 6-7 anni. Lei va in pensione a 80 anni. Marcello. Un'altra domanda, Marcello, perché sono capitati casi. Avete verificato che la maternità, il periodo di maternità di sua moglie sia stato accreditato? Sì, con questa di maternità l'abbiamo incluso dentro. Ah, ok. No, ma dico solamente che lei adesso questi contributi va persi, perché non ci danno la pensione della vecchiaia a lei perché io supero i 900 euro. E perciò lei qui con contribuzione che ha versato li va a benedire allo Stato, perché lei non prende neanche la pensione, mi hanno detto non prende neanche la pensione della vecchiaia perché io ho un contributo di 900 euro, certo. Una pensione di 900 euro. Sì, 900 euro che lordi sono attorno ai 1100, 1150. Bisogna fare il calcolo se è sotto la soglia dove potrebbe percepire una parte di pensione sociale, però là all'epoca sono molte persone che non l'hanno fatto, ma quando stavano cambiando le norme e avevano versato 10, 12, 13 anni di contributi e c'era la possibilità di andare a 15, bisognava aprire un percorso di pagamento dei contributi volontari. Poi magari anche non farlo, ma nel momento in cui era aperto valeva quella norma. Chi non l'ha fatto invece si è trovato poi nella situazione di dover raggiungere i 20 e quindi c'è poco da fare. Di 5 mesi in 5 mesi capisco perfettamente che raggiungerà i 20 anni quando ne ha 75 magari per prendere poco o niente. Sono quei cosiddetti contributi silenti, tanto è vero che prima si ascoltava la Gloria, ha fatto un passaggio dove diceva che nelle pensioni di vecchiaia c'è il sistema contributivo, quello dove che con 5 anni di contributi, a prescindere da quanti contributi versati, si può andare in pensione con 71 anni, che è stato l'adeguamento alle norme europee. Okay? Poi è chiaro
che con 71 anni e 5 anni versati potresti avere una pensione di 7 euro, 20 euro, a seconda di quanto versato. Ma questa norma vale per tutti quelli che sono stati assunti e hanno cominciato a lavorare dopo il 1992 e quindi quelli là arriveranno a fare i 71 anni tra un po' di anni, insomma, non adesso. L'isola Brolo diceva... No, era il discorso proprio in questo caso qua, perché sino al 92 erano fatti salvi 15 anni di contribuzione. Fino al 92. Per cui se la signora aveva i 15 anni a quell'anno, probabilmente... No, non ce li aveva, non ce li aveva. Non ce li aveva. Dovrebbe verificare se ha altre tipologie di deroghe con la legge... con la legge 335 del 95, se ha altre tipologie di deroghe per poter andare in pensione con soli 15 anni di contributi, perché si sono fatti 15 anni nel 92, si erano autorizzati i versamenti volontari e poi ci sono i requisiti particolarizzati particolari che vanno verificati da chi si occupa ovviamente di queste cose. Si è fatto le verifiche. Può farne un'altra, ma se le ha già fatte, quelle sono le norme. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Senta, abbiamo fatto questa richiesta di anche fare 2 o 3 anni volontari, ma mi hanno sparato di quei prezzi che... Sì, che per la mia casa però quando ci sono i contributi volontari bisogna sempre fare il conto tra il dare e avere, perché se uno paga 20.000 euro e va in pensione e poi mediamente sta in pensione a 20 anni, recupera i 20.000 euro anche qualcos'altro, cioè dopodiché uno dice ma io non so quanto vivo, però qua bisogna fare delle scelte. 70 anni, che mia moglie ha 70 anni, non so io. Faccia verificare, si può fare qualcos'altro, perché se ha 17-18 anni di contributi sarebbe un peccato, voglio dire, come dice lei, regalare la posizione contributiva. Credo che sia già andato a un patronato, se è già andato vanno a un patronato. Non solo all'INPS, va anche al patronato. No, noi siamo andati, ma però vedendo la TV adesso ho chiesto, ma se da una parte non mi va, dall'altra non mi mandano in pensione con la vecchiaia perché io prendo un contributo perciò Marcello, è inutile purtroppo è così la situazione. O si fida di quello che gli hanno detto o prende un appuntamento con noi e rifacciamo una verifica, se no stiamo qui fino alla fine della trasmissione. Anche perché devo dare la pubblicità. Pubblicità. Va bene. Va bene, grazie, arrivederci. Pubblicità, poi torniamo qui. Rieccoci in diretta. Allora continuiamo ad addentrarci, torniamo da Gloria Geromel. Allora abbiamo parlato delle pensioni di vecchiaia, adesso parliamo delle pensioni anticipate o di anzianità, come le vogliamo chiamare. Certo. Altro capitolo. Non è stata, lasciamo un attimo da parte per ora la quota 100, però la legge Fornero non è stata abrogata, quindi si va in pensione di anzianità con 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi. La decorrenza di pensione viene posticipata di 3 mesi, quindi è stata inserita la finestra di 3 mesi. Devo avere ovviamente, a parte i 41 anni e 10 mesi, 42 anni e 10 mesi, devo avere in questi 41, 42 e 10, devo avere 35 anni di contribuzione effettiva. Questo in condizioni tra virgolette normali. Dopodiché abbiamo anche la pensione di anzianità per i lavoratori precoci. Che sono i lavoratori che hanno almeno un anno di contribuzione prima del compimento del 19° anno di età e che hanno 41 anni di contributi, come ho detto prima, e in particolari condizioni, e sono i lavoratori che svolgono mansioni gravosi o usuranti e i lavoratori che sono disoccupati, che hanno una percentuale di invalidità civile dal 74% oppure che assistono familiari conviventi che hanno la legge 104 con la maggior gravità.
Anche queste persone, prima di fare la domanda di pensione, devono avere la certificazione INPS per poter andare in pensione. E ricordo che la prima scadenza era il 1° di marzo e la prossima scadenza sarà il 30 di novembre, quindi per chi matura i 41 anni o per gli precoci, gravosi, sia uomini che donne, la domanda di certificazione deve essere presentata entro quest'anno, per chi fa i 41 anni quest'anno. Telefonata in diretta, sentiamo chi c'è. Sì, buongiorno, sono Franco da Padova. Franco da Io Padova. volevo chiedere un'informazione per cortesia. Mia mamma ha 97 anni e ha una pensione di reversibilità di circa 600 euro. Ecco, volevo sapere se c'è quel famoso aumento della minima che hanno detto, eccetera, si rientra e se dobbiamo fare domanda oppure è automatica. La pensione di cittadinanza? Sì. Allora, le risponde Luisa Dal Brollo. Probabilmente si riferisce alla pensione di cittadinanza che ha portato appunto la soglia minima di povertà ai 780 euro. Ecco, se la signora vive sola e magari in una casa... È in casa di riposo. Casa di riposo. E probabilmente è sempre legata al reddito, quindi per fare la domanda eventualmente dovrà prima fare un ISEE e poi in base al reddito dell'ISEE saprà se ha il diritto o meno alla prestazione. Sì, lei non ha nessun reddito, né casa di proprietà, non c'è nulla. Non ha nulla, ha solo questa pensione, quindi. Esatto. Allora può farla perché... non è automatica, devo fare richiesta tramite un capo? Certo, se non è automatico. È a domanda. Ecco. È legata all'ISEE, quindi primo passaggio in un CAF e fare l'ISEE e poi il CAF stesso può inoltrare la domanda. Benissimo, benissimo. Quindi, grazie molto dell'informazione. Tentare. Grazie a lei Franco, speriamo di essere stati utili. Diceva questo è un bel caso che dobbiamo studiarlo con attenzione perché la norma sulla pensione di cittadinanza dice devi avere più di 67 anni e prendono a riferimento il nucleo familiare, cioè se hai 67 anni ma vivi con il figlio sei già fuori, okay? Perché il figlio se ha un reddito e anche se il figlio non avesse un reddito, il figlio può fare la domanda del reddito di cittadinanza, certo, che se prende quello non danno più l'altro. Questo invece è il caso di una signora che non è più residente con familiari ma ha la residenza in una casa di riposo e ce ne sono, quindi credo sia importante questa cosa qua, dobbiamo vederla anche con le case di riposo perché poi sono tutti i soldi che andranno a compensare la retta. Questo è un passaggio non da poco. Sono tutti i soldi che andranno a compensare la retta e che sono soldi in meno che eventualmente deve mettere la famiglia, quindi è un caso molto interessante. Per la prossima puntata arriveremo... Potremmo fare... E anche stabilire se c'è l'accompagnatoria o certo, meno, perché... Poi dopo bisogna vedere se nel calcolo dei 600 resta scorporata l'accompagnatoria perché tutte le persone che vanno in casa riposo che hanno la 104 e una disabilità superiore al 100% hanno diritto all'accompagnatoria che sono 516 euro netti perché quelli là sono netti, non sono tassati, quindi bisognerebbe capire se l'accompagnatoria fa parte del reddito. Abbiamo un'altra telefonata in diretta, buongiorno. Vedi, pensavamo di saperle tutte anche noi, invece scopriamo che ci sono ancora cose che dobbiamo capire. Chi c'è al telefono? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, sono Nello, Pedoi. Da dove? Eraclea. Eraclea. Io volevo capire una cosa. Allora, ho un estratto conto qua dell'Inps. Io ho 2114 settimane. È caduta la linea, allora ci richiami, nel frattempo il tempo stringe, continuiamo un attimo il percorso, sì. Dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati ai lavoratori precoci che svolgono mansioni gravose usuranti oppure che sono disoccupati invalidi o che assistono familiari conviventi invalidi che devono avere 41 anni di contributi, anche per loro c'è la finestra dei 3 mesi. Devono però presentare la domanda di certificazione, quindi prima l'INPS deve validare la posizione e dire sì,
accettiamo la domanda di richiesta di certificazione lavoratore precoce in determinate condizioni e poi fanno la domanda di pensione. Nel contributivo, che sono, ricordo appunto, i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 96 o chi ha iniziato prima in particolari condizioni però, si va in pensione a 64 anni con 20 anni di contribuzione, però l'importo soglia in questo caso deve essere di 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale e sono circa 1.300 euro lorde, parliamo sempre di importi lordi. Dopodiché passiamo a quota 100. Allora, quota 100, Luisa Dal Brollo. Donna. Allora sì, quota 100, come ricordava la Gloria, non è in sostituzione della legge Fornero, che non è stata abolita, però è un'ulteriore forma di scelta di pensionamento, è un'opzione e anche questa ha dei paletti chiaramente e sono dati dall'età, che sarà di 62 anni, e da un numero di contributi pari o superiore ai 38 anni. Però ecco, su questo ci saranno 3 mesi di finestra per poterne usufruire. La prima finestra sarà aprile, è questa, aprile 19, quindi siamo già nella prima finestra. Il requisito esatto, doveva essere chiaramente al 2018. La seconda finestra sarà agosto del 2019 per dipendenti pubblici, ecco. E invece per la scuola, va bene, la scuola ha un altro riferimento perché parte da settembre e quindi a fine anno scolastico. Quindi ecco questi due paletti. Opzione donna? L'opzione donna rimane quella praticamente con gli stessi requisiti che erano nella precedente, cioè sono i 58 anni per dipendenti e 59 per le autonome, sempre con il numero di 35 anni di contribuzione e anche qua con le 2 finestre per 12 mesi per le dipendenti, cioè si ha il beneficio economico dopo 12 mesi e 18 mesi per le autonome. Ecco, questi sono i paletti. No, qui preciso velocemente, Sì. siccome sono 58 anni che devono essere maturati entro il 31/12/2018, quindi devono già averli, e lo stesso i 35 di contributi, siccome poi c'è la finestra, alla fine ci andranno quando avranno 59 anni di età o 60 se autonome, e se continueranno a lavorare i contributi diventeranno 36 anni o 36 e mezzo, o se sono a casa comunque hanno maturato il diritto, cioè tu maturi il diritto entro la fine dell'anno, ma la pensione ce l'avrai 12 mesi dopo, 18 mesi dopo. Ma poi ricordare che questa scelta, questa opzione ti vincola all'accettazione del calcolo contributivo, quindi ecco è una scelta vincolante. Sì, che deve essere, Cioè è chiaro che se c'è una persona che è a casa senza lavoro e che ha questi requisiti, al posto di aspettare i 67 anni gli conviene andare anche se prende 200 euro di pensione in meno, perché li prende 7 anni prima, ma una che sta lavorando deve fare 2 calcoli. Certo. Telefonata, forse abbiamo il nostro amico di Eraclea che si è ricollegato, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Nello Pedoli di Eraclea. Beh, eccoci. Ecco, allora io ho un estratto conto dell'Inps qua in mano. Sì. Ho 2114 settimane di contribuzione e ho quasi 62 anni. Quando posso andare in pensione? Allora, bisogna capire intanto la tipologia della contribuzione, dovremo ovviamente valutare la sua posizione nei nostri uffici. Comunque, per quello che ci dice, ha già più di 40 anni di contributi e ha i 62 anni di età, ha detto? Quasi. Quasi 62. Sì, il mese prossimo. Il mese prossimo, quindi lei, la prima, detta così chiaramente, come dicevo prima, bisogna verificare, la prima possibilità di andare in pensione è quella con la quota 100, perché deve avere 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi. Così come lei ce lo dice, insomma la quota 100 quando compie 62 anni l'ha già superata. Deve aspettare i 3 mesi.
dopo i 62 anni. Quindi se è tutto corretto, se va tutto bene, potrà andare in pensione entro quest'anno con la quota 100, altrimenti se sta lavorando faremo la verifica se le conviene andare con la quota 100 o se le conviene aspettare i 42 anni e 10 mesi o se ha altre particolarità. Diciamo a settembre con 106. Ecco. Sì, bisogna verificare la sua posizione, se sta lavorando, perché questi contributi riguardano dal 1972 al 2018. Insomma, 35 anni di contributi effettivi ci saranno, probabilmente andrà in pensione dopo 3 mesi che ha compiuto il 62esimo anno di età. Non ho capito. Va bene? Però vada, venga in un patronato, vada lì ad Eraclea. La cosa fondamentale, se li copre aprile, maggio, giugno, luglio, agosto va in pensione con quota 100. Se invece sta lavorando e vuole continuare a lavorare, deve lavorare finché arriva a 42 anni e 10 mesi. Allora, pubblicità, poi l'ultimo giro per parlare delle pensioni. Rieccoci in diretta. Allora, se vi siete collegati soltanto adesso, abbiamo fatto un viaggio, un percorso insomma sul toto pensione, abbiamo chiamato così, come, quando e in che modo si può andare in pensione. Ce ne sono diversi, davvero diversi, con la nuova legge. Allora, ci mancava l'ultimo tassello sull'APE sociale. Sì, ricordiamo appunto che c'è ancora fino al 31 dicembre del 2019 la possibilità di andare in pensione con questa, che non è definita una pensione ma una prestazione assistenziale, che è l'APE sociale, e i requisiti per accedere all'APE sociale sono avere sempre un'età stabilita in 63 anni e 30 anni di contributi se sono disoccupato, se sono invalido civile o se assisto un familiare disabile, o 36 anni di contributi se svolgo una mansione gravosa stabilita appunto dalla normativa, stessa normativa dei precoci. I 30 anni e i 36 anni per le donne possono essere ridotte a 28 o 29 o a 35 o 34 in presenza di uno o più figli. Questa scusate, l'APE sociale, e comunque per accedere all'APE sociale comunque devo fare una richiesta di certificazione. La prossima scadenza del prossimo lotto che verrà esaminato è quello che è per quelli che presentano le domande entro il 15 di luglio e poi entro il 30 di novembre per l'anno 2019. Telefonata in diretta. Buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Antonella di Padova. Io volevo fare questo tipo di domanda. Io quest'anno, al 31 ottobre, ho 41 anni e 10 mesi di lavoro. Quindi, non essendoci più i 5 mesi di aspettativa di vita, io potrei fare domanda di pensione, perché il diritto c'è. Volevo solo sapere questo: se io do le dimissioni dal 1 di novembre perché per motivi personali sono stanca eccetera e la pensione verrà erogata dal 1 di febbraio, non è che se c'è una nuova legge a fine anno, potrebbero modificare queste cose e io mi trovo senza lavoro e anche senza pensione? No. A chi ti risponde? No, abbiamo risposto tutti e tre no. Okay. No, dicono tutti di no. Luisa Albrotto. No, perché nel momento in cui matura il requisito e viene certificato la mettono in pagamento con il 1 di febbraio. C'è questo pericolo. Ok, allora io sono stata dal sindacato, il quale adesso ha fatto domanda di certificazione, certo, okay, del mio periodo di lavoro. Una volta ottenuto quello, però secondo il sindacato mi ha detto, una volta che abbiamo la certificazione, comunque ti conviene aspettare l'anno prossimo che l'ultimo possa diventare
una famosa esodata, ma io ho detto, ma se il mio diritto è che il 31 di ottobre sono riuscita a fare 41 anni e 10 mesi, perché se anche dovessero cambiare le disposizioni non è un diritto, è solo loro che hanno messo una finestra e vado a percepire la mia pensione dal 1 di febbraio 2020. Quando si matura il diritto si va, l'unica cosa che è chiara è che invece di prendere la pensione dal 1 di novembre le percepisce dal 1 di febbraio, dal 1 di dicembre, dal 1 di febbraio, come ha fatto il conto, sono 3 mesi. Certo, esatto. Importante. Se fanno una roba del genere vuol dire che sono alla follia, quindi... Allora, io la ringrazio, avevo bisogno di questa certezza perché personalmente fare anche 3 mesi in più sono stanca e non vorrei farli, però se lei dice che ha questo tipo di certezza posso benissimo dare le dimissioni. Certo. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei per aver chiamato. La finestra ha sempre funzionato così anche negli anni precedenti, quando sono state fatte le finestre per altre casistiche, quindi io mi sento di dire che la signora può stare tranquilla. Poi, come si dice, se vanno di matto al governo, che intervengono prima della fine dell'anno, decidono di non pagare più le pensioni, ma questo è un altro film, no? Credo che ci sia una rivoluzione popolare. Certo. Allora, siamo quasi in chiusura. Paolino Barbiero, faccio un attimo riavvolgiamo il nastro. Più o meno un anno fa ci trovavamo qui per il nostro consueto incontro settimanale. Le elezioni erano state vinte da poco più di un mese, si stava formando il governo. Io chiesi a Barbiero, era chiaramente presto, cosa chiederete, cosa vi aspettate, e Barbiero giustamente disse aspettiamo di vedere un po' cosa fanno. È passato un anno, ci ritroviamo qui. Cosa hanno fatto dal vostro punto di vista, cosa non hanno fatto intanto? È passato un anno e noi abbiamo subito chiesto degli incontri perché quando si mette mano alle pensioni sarebbe meglio che ci fosse un confronto con il sindacato. E invece hanno fatto come la Fornero. Il confronto l'hanno cominciato a farlo adesso, ma nel frattempo ci hanno messo mano. Prima questione. Sulle cose che stiamo ponendo noi siamo ancora nella fase iniziale. Perché noi abbiamo detto, guardate, voi avete fatto quota 100 perché avevate bisogno di dire che con questo si smonta la Fornero. Credo che tutti gli italiani stiano comprendendo piano piano che la Fornero non è stata smontata. Secondo, quota 100 è una misura che dura 3 anni, quindi è un prepensionamento chiamato con un altro nome, perché consente a persone che lavorano di andare in pensione 5 anni prima e fanno una scelta. Dopodiché non è detto che se ci sono migliaia di persone che vanno in pensione prima, specialmente nel pubblico, sia automatico che ci siano altre migliaia di giovani che vanno a lavorare, sia nell'industria sia nel pubblico, per le complicazioni che ci sono nel pubblico, tanto è vero che nel decreto ci sono alcune norme che stiamo studiando per vedere se è vero che c'è meno burocrazia per fare le assunzioni e rimpiazzare quelli che escono. E però siamo dentro a questa situazione. Noi invece avevamo chiesto, e stiamo continuando a chiedere, che la misura più corretta sarebbe quello di rendere strutturale l'APE social e la possibilità di uscita per i precoci, cioè quelli che hanno 41 anni di contributi, che invece è stata prorogata solo per quest'anno. Insistiamo perché questa misura diventi strutturale, perché specialmente i 41 anni e l'APE social sono in grado di dare risposte a quelli che hanno 63 anni, ma per uscire in pensione bastano 30 anni di contributi o 36 se fanno i lavori gravosi, che sono meno dei 38, e per di più intervengono solo sulle persone che sono disoccupate, cioè che non hanno né pensione né lavoro, e se non avessero questa opportunità dovrebbero restare per tanti anni fino ad arrivare ai 67 per prendere la loro pensione, e quando arriveranno ai 67, siccome c'è l'aumento dell'attesa di vita, perché l'aumento dell'attesa di vita non è stato bloccato, glieli chiederanno 67 e 5 mesi e via a salire fino a 75 anni. Poi il problema qual è? Che non è stato fatto un intervento su come devono essere versati i contributi e armonizzato il sistema contributivo, togliendo anche una serie di sgravi fiscali che ci sono alle imprese, per creare un fondo che consenta tra 20 anni a dare pensioni dignitose ai giovani di adesso, che sono quelli che versano il 33% del montante salariale complessivo per pagare
le pensioni dei pensionati attuali, sapendo che una volta, quando abbiamo cominciato noi, che c'erano più persone che lavoravano e meno persone in pensione, si pagava il 18%, 19% del costo del lavoro, quindi il costo del lavoro è aumentato molto anche per garantire il fondo per pagare le pensioni correnti. Se noi non togliamo gli sgravi fiscali, non li rendiamo più omogenei, non facciamo entrare persone nel mercato del lavoro, è chiaro che il sistema non regge e non puoi pensare di far reggere il sistema promettendo una pensione da fame a chi andrà tra 20-30 anni, perché poi quelle persone là saranno sulle spalle della collettività, quindi c'è proprio una rotta complessiva da capovolgere. Speriamo che negli incontri delle prossime settimane, se questo governo dura, perché un giorno sembra che vada d'accordo, l'altro giorno sembra che salti per aria, le ultime notizie su Tria non sono le più esaltanti, no, certo. Sono tutti concentrati sul voto dell'Europa, ma dopo l'Europa credo che i conti verranno fuori chiari, dopo quindi l'Europea qualcosa crescita accadrà. Zero, dopo l'Europea qualcosa accadrà, abbiamo l'impressione che i nodi vengano al pettine. Come sempre, lo dico io prima che chiami qualcuno, cosa fa il sindacato sta facendo informazione, si sta mobilitando e manifestiamo, dopodiché chi vuole, rispetto a quello che diciamo noi, essere coerente e vuole darci una mano, noi siamo ben lieti di avere le persone che con noi contribuiscono a far sì che il governo ascolti le nostre istanze, che sono le istanze dei lavoratori e dei pensionati. Benissimo, allora io ringrazio, ormai il nostro telespettatore dovrà attendere la prossima settimana, siamo davvero in chiusura, allora Paolino Barbiero grazie a Gloria Giramel, grazie a Luisa Dalbrollo e allora domani ore 13 per l'appuntamento con la CGIL la prossima settimana, grazie, arrivederci.